Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, giovedì 4 dicembre, ultimo appuntamento della settimana con Buongiorno 131 e do anche il buongiorno a Francesco. Ciao Fra, ben trovato. Perché non ti sento? No, non ti sento. Why non ti sento? Ditemi se è un problema mio o un problema di Fra. Sa. Oh, adesso ti sento, perfetto, ora sì. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Come siamo? Buongiorno a lei. Benissimo. Alla grande direi. Sì, sì. Allora, oggi è Giornata meravigliosa. giornata lunga perché stamattina avremo alle 10:15 Gabriele Chiocchio di Voce Giallorossa, intorno alle 11 meno un quarto ci sarà Ivan Paone, dove andremo un po' a parlare della partita di ieri e anche di quella di domenica contro la Roma, e stasera ci sarà alle 18:30 Fanta 131, quindi insomma giornata, il giovedì lo sappiamo, dedicata ovviamente sia in questo caso al post di Cagliari-Napoli, di Napoli-Cagliari, e sia alla preparazione di Cagliari-Roma, appunto domenica alle 15. Salutiamo Poi alle 21:30 la Luca. cena con gli abbonati, Ecco, pagata da Luca Di Leonardo. Ok, con special guest Questa è la... Resu. Io mangio e basta. Tu mangi. Non- Ciao, Francesco, io ben mangio e trovato. basta. Allora, c'è già una polemica. Tracada, ben Sentiamo. trovato. Allora, Stefano, torno al post partita di ieri sera, alle considerazioni sulla Sì. forma fisica di Kilixoi. D'accordo alla scarsa attenzione del giocatore, ma la società che lo ha sotto gli occhi tutta la settimana, e poi vi sembra normale che dopo 3 mesi non si metta in riga un giocatore? Mica decidiamo noi. Però posso dire già questa, la notizia, che ieri comunque l'hanno visto tutti. Quindi se qualcuno ancora aveva qualche dubbio sul discorso fisico, mi pare che ieri si sia assolutamente visto. Poi Penso anch'io. quello che c'è attorno noi non lo possiamo sapere. La gestione, noi possiamo solo commentare quello che vediamo, però mi pare che dopo la partita di ieri sappiamo il motivo per cui magari Kilixoi ha meno un minutaggio. Sì, vabbè, ne abbiamo parlato ieri sera appunto anche con Matteo Zizzola, che ci ha dato Esatto. quell'aspetto sociologico in più per la vicenda, che sicuramente è molto interessante. Cosa ti devo dire? Cioè, sinceramente, la cosa che a me fa sorridere di tutta questa situazione è che per Kilixoi, cioè nei confronti di Kilixoi, ci sia una pazienza incredibile. Nonostante poi le prove fin qui, tolta quel fuoco di paglia al momento contro l'Entella in Coppa Italia, non siano state positive, mentre con il Kilixoi che c'è in panchina in qualche modo, nel senso che è un allenatore senza esperienza, non c'è questa pazienza. Cioè, ha detto ieri giustamente Zizzo, cioè se si aspetta il giocatore si deve aspettare anche l'allenatore. Invece è noto che già da tempo questo non sta capitando, ma no, giustamente ognuno ha il suo pensiero. È curioso questo modo di ragionare. Per quanto riguarda Kilixoi, io credo che
che appunto che anche ieri gli sia stata data un'occasione importante di mettersi in luce. Ho qualche riserva secondo me sul ruolo, perché io penso che proprio perché è un giocatore in questo momento con qualche chilo in più, e credo che le foto lo abbiano dimostrato in maniera inequivocabile, forse lo farei giocare più avanti, direttamente centravanti, cioè non starei lì a metterlo anche in difficoltà facendogli fare il quinto, facendogli fare poi l'esterno, perché è un giocatore che quel tipo di gioco non lo ha mai fatto e verosimilmente non lo sa manco fare. E mi viene da domandarmi se è stato preso poi per fare quello, perché poi c'è anche sempre il solito discorso, cioè per far giocare terzino un attaccante, tanto vale mettere un terzino. Certo. Cioè, non ha molto senso secondo me. E anche perché poi è inutile dire no, ma abbiamo giocato con 6 elementi offensivi. Ho capito, però se 2 giocavano da terzini, anche se poi formalmente sono attaccanti, però cioè, non è che c'è molto da dire su quello. Per cui io credo che Kilixoy abbia grosse responsabilità sulla sua condizione, cioè nel senso sul fatto di non essere ancora, dopo mesi e mesi, a un livello accettabile, e dall'altra parte la società e l'allenatore hanno le loro responsabilità, uno nel non essere riusciti a scuoterlo in qualche modo per fargli capire che è un giocatore importante, che è un giocatore atteso, che è un giocatore che deve dare il suo contributo, che finora non c'è praticamente mai stato, e l'allenatore è nel metterlo nella posizione secondo me a lui più congeniale, ma anche per la stessa squadra, perché ripeto, giocare con uno che fa fatica sull'esterno perché chiaramente quando ti porti dietro 6-7 kg di troppo è uno zaino, cioè stai giocando con lo zainetto. Esatto. Quindi per un giocatore che fa dell'esplosività e del passo sul breve una delle sue doti migliori, giocare con lo zainetto non è sicuramente facile. Poi io, che sono una vita che gioco con lo zainetto, lo so cosa vuol dire, quindi penso di essere abbastanza titolato per poter parlare di questo argomento, solo che io non faccio il calciatore professionista, ecco, la differenza Piccola la differenza è quella. sostanziale, sì. direi. Sì. Ci sta. Mentre sul discorso Kilixoy, ok, ruolo, condizione fisica, però Rodriguez, insomma, può essere, perché io ci ho pensato, vedi, nei vari pensieri, ho fatto prima le probabili formazioni per il sito di Tutto Fantacalcio, e ragionando, se tu dai la possibilità a Rodriguez, bisognerà capire poi il post della partita di ieri, perché sappiamo, insomma, che quando comunque non giochi da un po' di tempo, ti manca il ritmo gara, ci può stare che magari hai qualche acciacchino, qualche dolorino così. Però Rodriguez lì, calcolando, non c'è ancora certezza che comunque Mina sarà assente anche contro la Roma, permette di avanzare De Iola, che a centrocampo, non dico che è più importante dell'essere difensore, ma quasi, fra. Quindi è importante comunque recuperare un giocatore come Rodriguez. Sì, assolutamente, ma credo che ieri la risposta sia stata positiva da parte di Rodriguez, e poi è chiaro, era una partita da ritmi abbastanza blandi, Cioè, perché comunque, insomma, se il Napoli avesse voluto giocare, poi probabilmente avremmo assistito a un'altra partita, e va testato sicuramente con ritmi più importanti, però comunque ti ha fatto vedere che è presente, capito? Cioè ti ha risposto, io ci sono, se vi servo, volentieri, ecco, capito? Quindi questo è un po' secondo me il discorso generale. E sono curioso di capire se, appunto, vista l'assenza di Mina e vista anche quella di Zé Pedro, cioè ieri alla fine il Cagliari ha giocato con 3 mancini, certo, esatto. Luperto a destra, Rodriguez e Robert tra centro-sinistra e sinistra, quindi insomma, fondamentalmente penso che si possa anche sdoganare in qualche modo questo
questo tipo di situazione, considerando il fatto che anche l'anno scorso giocavi spesso con i tre, perché giocava anche Palomino, che anche lui era mancino. Infatti era mancino, Quindi, anche lui. insomma, però, ripeto, a me non è dispiaciuto, ha fatto quello che doveva fare con attenzione, con ordine, non ha voluto strafare. Poi sai, la prima partita è sempre molto complicato riuscire a poter dare un giudizio poi esaustivo su quella che è la prestazione di un giocatore così. Bisogna valutarla dopo 3, 4, 5 partite. Io spero che, ripeto, quanto visto ieri possa servirgli per guadagnare qualche posizione in più nelle gerarchie. Perfetto. Allora, abbiamo il nostro primo ospite di oggi, ovviamente, lo facciamo entrare. Eccoci qua, ciao Gabri, ben trovato. Ciao ragazzi, buongiorno. Gabriele Chiocchio, voce Buongiorno. giallorossa, ben trovato, grazie mille per la tua disponibilità, Gabri. Ti chiedo, insomma, come va? Tutto a posto? Sempre Tutto bene, location fantastica, eh? Ho un mal di schiena devastante, ma Ecco. siamo qui. Aspetta, Aspetta che ti vedo un po' scattante, Luca. Si è frizzato. Si è frizzato. Si è frizzato. Vabbè, chiacchieriamo noi intanto. Però è molto bello, guarda come si è frizzato in una posizione meravigliosa. Nuova immagine del profilo di Luca Di Leonardo. Aspetta che gli faccio subito una foto per evitare di perdermela, perché poi sai, bisogna anche trovare la possibilità di prenderlo in giro. No, ti stavo facendo la foto, ti sei sbloccato, ma dimmi tu, boh. non lo so cosa è successo, ovviamente. Dove siamo rimasti? Che io non Siamo sono mal di non sei schiena, così. mi può interessare. E sei rimasto così. Perfetto. Come le belle Iniziamo. statuine. Iniziamo alla grande. Allora, Gabri, domenica Cagliari-Roma alle 15. Ti chiedo innanzitutto come sta Dybala. Dybala alla febbre. Dybala sono 2 giorni che non si allena perché per questo stato influenzale, per cui oggi è giovedì, si gioca domenica, dobbiamo capire se oggi andrà in campo a Trigoria. Dovesse farlo, allora lo immaginerei finanche titolare. Non dovesse allenarsi neanche oggi, sappiamo come Dybala ha bisogno, no, di una particolare cura, per così dire, di un allenamento molto personalizzato, per cui se non dovesse allenarsi neanche oggi, ecco che con un solo allenamento prima della rifinitura sarebbe difficile vederlo in campo dal primo minuto, e potrebbe però essere una risorsa dalla panchina, ruolo che tra l'altro a mio avviso gli si addice molto meglio in questo momento della carriera in cui purtroppo, bontà sua, non ha questa continuità fisica di cui necessiterebbe per dare un effettivo contributo a questa squadra. Ti chiedo, la sconfitta contro il Napoli, che comunque, se non va alla fine andate a vederla, diciamo che il Napoli ha assolutamente meritato la vittoria. Sì. Una Roma che è apparsa abbastanza stanca, probabilmente anche dovuta all'impegno in Europa, ma è una situazione che là davanti, insomma, è una squadra che fa fatica a segnare. Dobbik infortunato non ci sarà, Angelino non dovrebbe recuperare, giusto? Poi ti chiedo nello specifico, perché alla fine anche Angelino doveva essere un qualcosa relativo in qualche settimana, alla fine quanto manca? Già 2 mesi, più o meno. Sì, è tanto tempo che manca anche Ligno per questo problema fisico, tra l'altro molto personale, come dire, traspare poco della sua situazione. Infatti, perché chiaramente non è un problema ortopedico o muscolare, ma si parla di altro, allora lì si va con un po' più di cautela. Quindi ti dicevo, sul discorso in attacco è ovvio che, partendo dal presupposto che magari Dybala scusate, non partirà al primo minuto, l'alternativa sarebbe Sule, Pellegrini, Ferguson là davanti. O c'è anche l'opzione Baldanzi, falso centravanti, che una soluzione che qualcosina ha fatto vedere a Cremona. Personalmente non mi ha entusiasmato, ecco, ma come non mi entusiasma nessuna delle attuali soluzioni dell'attacco, che è un reparto chiaramente monco, è un reparto che chiaramente non produce granché, e manca fondamentalmente un elemento che salti l'uomo, che crei superiorità e aiuti i compagni. Dopodiché ci sono dei momenti in cui la Roma esprime anche un buon calcio offensivo, penso al gol confezionato contro l'Udinese, in cui Mancini e Celic giocano come un ala e un centravanti, praticamente, però sono sempre situazioni abbastanza estemporanee. Sono poche le gare in cui la Roma continuativamente portava minaccia alla porta avversaria. La Roma è una squadra solida, una squadra sul pezzo, una squadra che, al contrario di quanto dica qualcuno anche di prestigioso, si vede che ha assorbito le idee del suo allenatore,
ma in attacco, sia per questioni di rosa, sia per questioni comunque di lavoro che deve essere effettuato, ancora non macina granché. Fra? No, la mia curiosità, Gabriele, è come sia possibile che, insomma, che una squadra senza centravanti, né titolare né di riserva, sia così in alto. Cioè, in un senso buono la mia osservazione, nel senso che comunque è vero che Gasperini all'Atalanta ci aveva abituato a grandi campionati senza un vero pivottone, direi così, tranne l'anno scorso con Retegui e Scamacca. Però Zapata credo fosse anche Zapata, hai ragione, sì, hai ragione. Però comunque la capacità era anche quella di riuscire senza Zapata, senza il pivot strafisico. Cioè, quante volte ha giocato con Pasalic centravanti, per dire Pasalic tutto mi sembra tranne che un centro di basket, ecco, fondamentalmente. E forse, cioè, il discorso era finalizzato a questa considerazione, cioè forse era l'allenatore migliore per trovarsi in queste condizioni senza avere un centravanti davvero di grande valore quest'anno per questa Roma. Beh, io la vedo in maniera opposta, nel senso che è un peccato avere Gasperini e non avergli dato anche in sede di mercato un attacco un po' più a sua immagine e somiglianza, ripeto, con qualcuno che salti l'uomo, con qualche calciatore più verticale, più attivo, eccetera, eccetera. Detto questo, mi chiedi come fa la Roma a stare così in alto? Io ti rispondo, la Roma sta così in alto anche per episodi, nel senso, sì, esprime un buon calcio, sì, esprime il calcio dell'allenatore, ma molte partite sono state equilibrate dal punto di vista dei numeri. Io analizzo molto gli expected goals, tante gare sono finite con un equilibrio, anche quella con la Cremonese per esempio, che è stata empiricamente una delle migliori gare giocate dalla Roma quest'anno, ma in realtà la Cremonese poteva fare qualcosa in più e magari in altre situazioni non finiva 3-1 per la Roma, ma finiva 2-2 o finiva 1-1. Per expected goals la Roma è quella che ha subito meno gol rispetto a quelli che avrebbe concesso, ne poteva aver subiti credo il doppio addirittura per quanto riguarda i numeri degli expected goals. Curiosità, la seconda squadra da questo punto di vista è la Cremonese, appunto, quindi è stata una partita sui generis da questo punto di vista. Quindi io credo che sì, la Roma sta facendo bene, ma che non sarebbe strano se sul lungo periodo questi numeri si normalizzassero e quindi la Roma non lottasse più per le primissime posizioni, come tra l'altro non le era richiesto a inizio stagione, ma si attestasse per quella che io credo sia la sua lotta, quella per la Champions League, da cui si spera da queste parti finalmente la Roma possa uscire vincitrice, perché è dal 2018 che la Roma non va in Champions League. Sì, questo è vero. Sul discorso relativo a Gasperini è ovvio che si vede un po' l'impronta del nuovo allenatore, e lì a centrocampo c'è una crescita clamorosa a parte di Koné, perché comunque è un giocatore che l'unica pecca è che forse potrebbe segnare di più. Lì negli ultimi metri, insomma, si vede che non ce l'ha il gol, ecco. Però dal punto di vista del giocatore, forza fisica, è assolutamente devastante. Ha ritrovato Cristante, Gasperini, insomma, Cristante che comunque all'inizio magari non doveva essere lui il titolare, c'è l'Elanawi, però a furia di buone prestazioni, insomma, il centrocampo funziona. E poi c'è il recupero di giocatori come Selic, che lui nasce come difensore braccetto di destra, mettiamo, sta giocando con esterno alto e sta trovando anche delle situazioni dove si trova là davanti. Cioè Gasperini, già Ranieri comunque Selic l'aveva recuperato, c'è da dire questo, però quest'anno mi pare una Roma che, visto che là davanti si riesce a far poco, cerca di recuperare i gol dalla difesa, dal centrocampo, cercando di migliorare dei giocatori che magari non ce l'hanno, perché Selic esterno, insomma, un po' stona, sì, mettiamola così. Sì, anche perché Celic nasce come terzino a 4. La Roma non gioca a 4 dal 92, che adesso non esageriamo, però da tantissimi anni. Ci provò De Rossi, poi si arrese anche lui a questa difesa a 3 che sembra inevitabile, inderogabile da queste parti ormai da quasi un decennio. E come hai detto tu, Ranieri ha recuperato Celic facendogli fare il braccetto. E allora tutti abbiamo pensato perfetto, adesso sarà sempre il braccetto di destra, invece Gasperini lo ha reinventato nuovamente. Adesso lo utilizza come quinto di destra, tra l'altro anche con una propensione discretamente offensiva, quindi Gasperini sa lavorare sui giocatori, ma insomma non lo scopro io, non lo scopre nessuno, sono tantissimi anni che Gasperini migliora elementi che poi altrove dopo non mantengono lo stesso rendimento, perché sono magari allenati in maniera diversa, giocano un sistema diverso, ma anche al Genoa, insomma, mi ricordo Palladino
un ottimo esterno, Scully, cioè calciatori non certo di altissima levatura, ma che in quel contesto rendevano tantissimo. Questa è la forza di Gasperini. La Roma lo ha preso per questo, perché evidentemente anche ingabbiata dal fair play finanziario, dal settlement agreement, non è che potesse fare chissà che cosa sul mercato, poi è riuscito a fare poco in ogni caso, ma questo è un altro paio di maniche. Con Gasperini si cerca appunto di ottimizzare quello che si ha. Gasperini è un ottimo ottimizzatore, scusate il gioco di parole, e questa ottimizzazione si vede anche nei risultati che ottiene, perché sono estremamente ottimizzati rispetto alle partite che la Roma effettivamente gioca. La Roma è in grado di sfruttare le occasioni non tantissime che crea e soprattutto prende pochissimi gol. Oggi è la miglior difesa del campionato. Ripeto, il sistema prevederebbe, cioè il sistema avrebbe portato magari a subire un po' di più, però lì c'è Svilar che fa la differenza, e ci sono anche le prestazioni individuali dei difensori che tutto sommato, insomma, stanno facendo bene. Questo è vero. Tra l'altro c'è anche una bella sfida tra i portieri, perché comunque se è vero che Svilar è il portiere meno battuto, Caprile è uno dei portieri che a livello di rendimento sta performando, perché sia il terzo a livello di media voto, e quindi sarà anche una bella sfida da parte di... E abbiamo perso. Non ce la fa, oggi è così. Oggi va così di Leonardo. Sarà l'emozione. No, invece ma ci vediamo io... spesso con lui, per cui non credo sia molto... È per quello, no, invece la felicità, sai, è così. No, io resto ancora sul discorso attaccante, cioè nel senso che è arrivato Ferguson quest'estate, è stato confermato Dovbyk, perché Ferguson secondo te non ha ancora di fatto raggiunto quelle che erano magari le attese iniziali, considerando il fatto che si sapeva che potesse anche avere qualche difficoltà, visto che il suo score recente non era sicuramente da grande bomber? Beh, Ferguson in realtà prima di Cremona non segnava con i club da un anno, credo, quindi appunto un anno, esatto. Non dava garanzie. Chiaramente poi quando vai a fare un mercato limitato qualche cosa devi andare a rinunciare, nel senso, Ferguson arriva in prestito, si parla di questo riscatto enorme che non credo verrà esercitato, insomma, a meno che faccia 30 gol in mezzo campionato, ma mi sembra abbastanza improbabile. Difficile. Sì, tutto può essere a questo mondo, noi abbiamo visto qualsiasi cosa, quindi non anche Ferguson che fa 30 gol da qua a giugno. No, a parte le battute. Cosa manca a Ferguson? Manca continuità secondo me anche fisica, perché lui si è rifatto male, credo un paio di volte già. Comunque sicuramente ha avuto questo problema alla caviglia. Mi ricordo che prima di Cremona, dove pure lui entra e segna, e ce lo aspettavamo titolare, infatti non giocò titolare, Gasperini aveva detto sente dolore alla caviglia quando calcia, e questo per un attaccante tende a essere un problema, visto che devi andare a finalizzare le azioni dei compagni. Tra l'altro in Ferguson io ho notato un'estrema intensità nella primissima partita, quella col Bologna, in cui sembrava che la Roma avesse pescato un buon jolly, tant'è che leggevo di Fantacalcio, tanto per citare un tema che piace a Luca, in cui vedevo che Ferguson è andato via a tantissimi crediti da parte di fantallenatori che oggi probabilmente stanno piangendo per questo motivo, perché appunto, il primo gol è arrivato solo a Cremona, perché magari puntavano appunto sul discorso Ferguson con questa intensità, con Gasperini che lo allena, mi diventa un altro Scamacca, un altro esatto. Retegui. Così non è stato, perché poi questa intensità è venuta a mancare. Ferguson non ha più dato quell'impressione di strapotere fisico, di presenza nella partita che aveva dato contro il Bologna, per esempio, e anche in parte contro il Pisa. Questa cosa è andata a scemare, e se tu levi a Ferguson questa cosa qui, secondo me non rimane tantissimo nelle qualità del giocatore, ovviamente per il livello Serie A, Europa League, Champions League. È chiaro, non è io non so giocare a calcio, per cui non è che mi permetta di criticare assolutamente un calciatore. Parliamo di quel livello lì, e se tu levi a Ferguson quella forza fisica e quella centralità, ecco che il rendimento viene meno. Non a caso Ferguson con l'Irlanda fa un gol a partita, sostanzialmente, più o meno nelle ultime soste ha spesso segnato, perché lì ha un ruolo diverso, giocano tutti un po' per lui, invece nella Roma deve far parte di un sistema in cui tutti devono aiutare tutti, è tutto collegato, e quindi magari Ferguson paga un pochino questa cosa. Ci sta. E a questo punto ti chiedo una probabile formazione contro il Cagliari, e poi che tipo di parità ti aspetti, insomma, visto anche come
che questa è stata forse una delle pochissime settimane in cui la Roma si è allenata completamente, perché non c'era in Coppa Italia, e le prossime pare che tra Europa, campionati, insomma, non ci sarà mai una sosta, sino a marzo più o meno. Sì, in realtà sotto Natale riuscirà a giocare più o meno una volta a settimana, però insomma questa è una settimana Sì, esatto. buona per allenarsi e la Roma lo ha fatto, Proprio insomma, lo questo. sta facendo credo con la consueta grande intensità. Probabile formazione, credo che non si ruoterà molto. Giovedì c'è il Celtic in Europa League, ma lì più o meno le cose le ha risistemate, e in trasferta la Roma in Europa quest'anno incredibilmente rende, per cui credo che a Cagliari Gasperini andrà con i migliori che ha, vale a dire Svilar tra i pali, Mancini indica e credo Hermoso come terzo di difesa, ma non escluderei Ghilardi per esempio, che ha fatto bene nell'ultima uscita. Celic e Wesley ormai sono i quinti titolari. Wesley pagato 25 milioni per giocare a destra, adesso sta facendo bene a sinistra, anche segnato con la Cremonese. In mezzo Cristante e Conè, abbiamo detto, coppia ormai assodata di centrocampisti, ma Elanawi è sempre lì pronto, ha segnato giovedì scorso e sta migliorando il suo rendimento. Davanti ormai la tre quarti è Solé e Pellegrini, perché sono i due più adatti, i due più in forma. Davanti l'abbiamo detto, Dybala potrebbe anche giocare se cominciasse ad allenarsi oggi, altrimenti ballottaggio, perché l'ipotesi Baldassi falso 9 non ve la escludo, e Ferguson è sempre lì. Non sono stato molto preciso, ma con Gasperini la formazione è difficilissima. Noi ogni volta Lo so, Anche con Pisacane, guarda. non ce Anche n'è una con fissa. Pisacane. Te la cambia costantemente, quindi insomma non posso essere più preciso di lui. Vi ho dato un'infarinatura, ma più o meno dovrebbe essere questa. Che partita mi aspetto? Mi aspetto la classica partita della Roma di Gasperini, perché Gasperini non cambia atteggiamento con nessuno. Cioè se gli altri sono più bravi come il Napoli, allora viene limitato, altrimenti è lui che impone il ritmo, imprime la marcia al match. Quindi non mi aspetto una partita diversa per esempio da quella di Cremona, in cui la Roma comunque da subito ha messo in chiaro le cose. Chiaramente il Cagliari ovviamente dovrà fare la sua partita, porrà un'opposizione più o meno strenua, però insomma la Roma non fa sconti, non fa, magari fa degli adattamenti ovviamente per l'avversario di turno, non si gioca esattamente allo stesso modo tutte le partite, ma l'idea sarà sempre quella con Gasperini. Perfetto. Gabri, ti ringraziamo ovviamente per il focus sulla Roma. Ovviamente tutte le news su vocegiallorossa.it, noi poi ci sentiamo in privato per le ultime news. Va bene? Assolutamente. Grazie dello mille spazio. Gabri, grazie mille, buon Ciao. lavoro. Ciao, buona ragazzi. giornata. Ciao. Eccoci qua. Allora, io oggi ho problemi di connessione evidentemente, così, dal nulla. Sì. Sì, un Vabbè. giovedì, dopo che È anche la così. diretta è Fanta 131, vabbè. Ci piace metterti in difficoltà. Ci piace metterti in difficoltà estremamente. Comunque, mi aspettavo più entusiasmo per una squadra cioè, tra le prime della classifica, dopo che da anni non stavi in quelle posizioni. Come allenatore come Gasperini invece è molto equilibrio, non sembrava manco romanista, devo essere sincero. No, lui è perché molto, tendenzialmente non è non il sembrava classico, molto Sì, lineare da questo punto di vista. però va detto una cosa, che la Lazio è il dato migliore su expected goals contro rispetto alla Roma. Adesso non gliel'ho voluto dire per non rovinargli la ecco. mattinata, però insomma, capisco che effettivamente poi non si consideri l'altra parte della capitale, però Esatto, va dato atto Esatto. Allora, c'era anche un po' di alla domande, difesa di Sarri. esatto. Non esiste, cioè, sì, si gioca in 19 la Serie A a Roma, da una parte e dall'altra. È curiosa Mamma questa cosa. Questa l'avevo persa, scusa, Mazzara su Pisilli, però mi è assolutamente sfuggita. Allora, grande Matteo, ben trovato. Matte, com'è il tempo? Mi sono rotto di prendere la pioggia. Allora, ragazzi, visto che Brunelli è fuori dal progetto Palermo, ritenete possa essere un nome percorribile per gennaio? Caro lei? Cosa è successo? Ah, no, ok. No. Di nuovo. No. Potrebbe essere un Corsi e nome. ricorsi. Non Sì, è la prima volta che esce allora, sicuramente il Cagliari dovrà prendere un giocatore pronto. Ecco, quello sicuro. Cioè, serve un giocatore che
che di fatto non abbia bisogno di ambientamento, di adattamento, un giocatore che di fatto dia quello che sta mancando in questo momento, quindi gol, assist, non so se possa essere lui l'attaccante. È vero che quest'anno sta facendo molto male a Palermo, ma diciamo che da quando si era rotta un po' Sì, quella poesia, quell'empatia, no? sì. Mm. Cioè, lui dopo 2 anni fa voleva essere ceduto, non venne ceduto e quindi insomma, si è rotta davvero la magia nel rapporto tra Brunori e Palermo, e da lì ha avuto un po' di difficoltà anche a livello realizzativo. È vero che ha giocato meno a livello di minuti, perché poi ha giocato comunque molto a livello di presenze. Chissà, magari, ripeto, potrebbe essere un nome spendibile. Non so però se poi effettivamente sia quello in grado di fare la differenza, nel senso che parliamo comunque di un giocatore che in Serie A di fatto non ha mai giocato. Non saprei. Ci sta come visione, Anche nel 31 senso anni che, poi, sì, cioè, non parliamo neanche più di un ragazzino. Può essere. Non ho sicuramente notizie in merito, ecco, questo. però sul fatto che deve essere un giocatore pronto mi pare che questo sia la base, nel senso che è ovvio che Borrelli sta facendo un certo tipo di percorso difficile ipotizzare, poi spero che sia così, che possa arrivare alla doppia cifra, perché comunque è un giocatore che sostanzialmente è debuttante in Serie A, parliamoci chiaramente. Esposito ovviamente sta trovando continuità, sta trovando anche sicurezza, perché comunque ieri si è visto, appena entrato ha un po' acceso la luce, ok? Diciamo che i cambi hanno sicuramente modificato il modo di giocare del Cagliari, e un Esposito che entra in forma, segna con continuità, serve tantissimo. Però ci sono loro due, e poi, perché comunque in un campionato con i 5 cambi, in un campionato dove i cambi devono essere anche determinanti, quante volte in passato è successo che in base ai cambi il Cagliari ha recuperato partite, ribaltato partite? Quest'anno magari si vede un po' meno, quindi Sì, necessitano degli innesti importanti, non giusto per, e quindi sì, pronti, sì. questo Sì, sicuramente. guarda, necessariamente serve un giocatore che ti faccia cioè che possa fare la differenza immediatamente durante la partita. Ti serve il giocatore che ti apra la partita in caso di necessità, perché tu ora hai recuperato anche Esposito dal punto di vista realizzativo, che era una delle cose che dovevi sbloccare in qualche modo, no? come le abilità nei videogiochi. Esatto. Cioè, devi fare un po' Il di livello superato. pratica e poi puoi sbloccare questo. Hai sbloccato il tuo attaccante. Io ripeto, cioè, con l'infortunio di Belotti ce lo stiamo ripetendo di continuo. Tu hai dovuto affrontare una situazione non prevista praticamente già dall'inizio del campionato, e ti sei trovato comunque, per fortuna aggiungo, un reparto offensivo comunque nutrito, perché a livello di numeri abbiamo sempre detto che il reparto avanzato del Cagliari era molto, molto numeroso. Poi ti sei ritrovato magari a dare molto spazio, molti minuti a Pavoletti in maniera inattesa, così come ti sei ritrovato a dover dare minuti e titolarità in maniera inattesa a Borrelli, che tu hai preso per farlo crescere, perché hai visto che c'erano delle potenzialità da far sviluppare con la giusta calma, con il giusto tempo, senza esagerare magari anche con le pressioni e con le pretese soprattutto, e invece poi te lo sei dovuto ritrovare titolare. E ti dirò, cioè, Borrelli comunque sta facendo il suo, Sì, primo anno non di si può Serie dire A, niente. 3 gol in campionato, 1 in Coppa Italia, assist, cioè è un giocatore che chiaramente è ancora un po' grezzo
dal punto di vista della tecnica e tutto, però si sapeva, cioè era messo in conto questo, ok? E, serve un giocatore che conosca la Serie A e che sia pronto a rimettersi in discussione. Io ce l'ho un nome. Chi è? Non è che Dira. No. E allora? L'ho rivisto 2 giorni fa. L'hai rivisto 2 giorni fa? Sì, è ritornato in E chi è? Italia. Luis Virdis. Muriel. Luis Muriel. Ah, Mamma sì, mia. vabbè. No, infatti, però Vabbè. come tipologia di giocatore Mi serie- sembra un po' fuori, No, vabbè, un po' certo. fuori standard, Cioè, diciamo così. voglia. Ok, gli americani, però insomma. No, ma ha comunque Ma poi magari te lo portano, Cioè, considera che comunque è un giocatore che conosce la Serie A. Tra l'altro, fammi controllare una cosa. Ha finito il campionato in America. No, quello Era sì, vedere no, la sto guardando di chi Atalanta. era, sto guardando chi era la gente, ed è Alessandro Lucci, quindi anche uno che comunque con il Cagliari ha fatto diversi affari, ecco, quindi potrebbe anche essere quella una corsia giusta, ma sinceramente No, mi sembra un po' fuori, ecco, dagli sta, anche perché comunque ha 34 anni il buon Luis, e poi parliamo di un giocatore, di giocatori in linea a livello atletico e fisico. Non mi Sì, sembra che Muriel l'ho in visto un carriera po'. abbia. No, ma poi a livello fisico, Muriel è stato amore e odio come giocatore. Perché se in Il giocatore è forma fortissimo, cioè se fortissimo. arriva andiamo domani a prendere in C'ho la aeroporto. tendina già. Esatto, intendiamoci, Secondo cioè non è te? che stiamo facendo degli schizzinosi, tutt'altro. Mi sembra semplicemente Sì. un nome Infatti, un po' fuori da è quel nome esotico che io eventuali quando l'ho ragionamenti. visto e ho visto l'intervista che voleva ritornare in Italia, mi manca tanto l'Italia, ho detto, ma sai, meno pane della luce. Hai ragione Loiz, torna Joao Pedro, sì. Sì. Sarebbe divertente. Sì. Guarda, io sarei contento, sinceramente. Ma scherzo. Sinceramente sarei contento. E quindi, ripeto, è chiaro che sia difficile in questo momento fare un nome giusto. Leggevo anche di Kingston, Alessandro diceva magari rientra a Kingston. Occhio, perché non potrebbe essere un'opzione meno strana di quanto si possa pensare, nel senso che comunque finora sta facendo molto bene il buon King. In Austria ha fatto 8 gol, se non sbaglio. Sì, 8 mi pare. Sì, 8 gol in campionato, ha segnato anche all'ultima. Chiaro, il discorso è che parliamo sempre di Bundesliga austriaca, da cui arrivava anche Nick Prelez, quindi Esatto, tendenzialmente sappiamo bene. Poi ho giocato anche Holland in anche Austria, a Arnautovic, Salisburgo, quindi insomma questo è abbastanza chiaro. Titola sta facendo sulla partita di Chilixoi, ma anche l'Uvumbo ingrassato e alla pancia, se ci fate caso, sarà il benessere dell'essere padre, cosa vi devo il dire? padre. Evidentemente Però non l'ho avuto. il benessere della paternità, sì. Insomma, Stiamo ma, incominciando ripeto, a volare alto, Stiamo incominciando a volare alto. ma non penso che resti in Italia, soprattutto. Posto che penso che andrà Secondo via me, tu pensi che andrà via? 99%, Sì, a gennaio, davvero. Mi sono perso qualche passaggio allora. Quando lo scrivono i giornali milanesi, solitamente l'imbeccata arriva puntuale. Quantomeno la società lo vorrebbe vendere. Ah, ok, questo sì, Cioè, questo sicuramente. quindi faranno di tutto per spesarcelo il prima possibile, con meno perdite possibili, soprattutto. Quindi insomma. Però no, io credo che bisognerebbe vedere e controllare anche quanti attaccanti ex Serie A siano all'estero in questo momento e non stiano giocando, soprattutto, e che quindi abbiano magari voglia di tornare in Italia da quel punto di vista. Quindi
ripeto, sì, Sciomuro gioca in Turchia ed è capocannoniere o vice capocannoniere della Super League turca, quindi non penso proprio che sia un'ipotesi percorribile. Però ripeto, serve un giocatore che già conosca la Serie A e che sia pronto all'uso. Quello che dicevamo l'anno scorso di Caprile, ma non importa, bensì in attacco. Uno che vada a completarsi appunto con Borrelli ed Esposito, per permettere magari appunto a Kilixoi o di continuare, cioè di poter aspettare ancora Kilixoi che finalmente entri nell'ordine giusto delle idee per stare a Cagliari, oppure a quel punto chi se ne frega, cioè nel senso che comunque tanto hai 3 giocatori e via. Spendi, dice Matteo, Spendi, il problema è che il Cesena si sta giocando la promozione in Serie A e quindi io sinceramente dalla B, appunto ha detto bene Matteo Tidili, cioè Brunori è un profilo da quel punto di vista che potrebbe essere spendibile perché non sta giocando. Mi sembra difficile che una squadra come il Cesena, che sta provando a salire in Serie A dopo anni e anni, si privi del suo attaccante. Non se n'è privata ad agosto, non capisco perché se ne dovrebbe privare a gennaio in piena corsa promozione, ecco. Anche questo discorso di Davide è giusto, anche perché diverse squadre cercheranno attaccanti a gennaio, perché c'è un problema, un dato di fatto. Sì, l'attaccante, cioè gli attaccanti buoni e validi sono veramente merce rara. No, ma al di là del fatto che costino, cioè è anche difficile trovarli proprio, capito? Quindi, boh. L'ammetto perché era successo un polverone su questa situazione, che Xoi potrebbe giocare in primavera qualche partita per prendere condizione. Cagliari aveva deciso di farlo giocare. Cagliari aveva deciso di farlo giocare in primavera, sia lui che Rodriguez. Però evidentemente non c'è stato l'ok definitivo e quindi vedi, un Luis Hubner non esiste al momento. No, ma era tutto. No, vabbè, ma ci sono attaccanti diversi. Il problema è cioè un attaccante, adesso faccio un esempio che è noto a tutti, che è il capocannoniere in questo momento della Serie B, che è Poyampalo. Poyampalo da Palermo non ci viene a Cagliari in questo momento. Perché? Perché quanto lo dovresti pagare Poyampalo per farlo venire a Cagliari? Altissimo. No, impossibile. Lui è andato via da Venezia proprio per il discorso ingaggio e anni di contratto. Era il contratto che chiudeva la sua carriera. Sì, quindi ma vedo che ci ha raggiunto il secondo ospite graditissimo di quest'oggi, con una felpa mitologica che ho anch'io, quella tra l'altro. Falla entrare. Eccolo. Buongiorno Ivan Paone, come stiamo? Sto bene, ma mi stanno girando un po' perché sono secondo in classifica, non è che mi piace tanto. Comunque pensavo di secondo in classifica. No, sei il secondo ospite di giornata. Il secondo ospite, come dire, non di giornata. Tu non vieni alle 10:15, scusa, mica è colpa nostra, scusa. Sei tu che hai di meglio da fare la mattina invece che venire subito a parlare con Luca Di Leonardo. vedi che hai di meglio da fare. Sicuramente. Ivan, allora, giovedì particolare perché sia di commento della partita di Coppa Italia di ieri che poi di avvicinamento alla sfida di domenica contro la Roma, partita mai banale tra l'altro, quella contro i giallorossi. Iniziamo però da ieri, cioè come hai visto questo Napoli-Cagliari di Coppa Italia? Beh, insomma, un buon Cagliari tutto sommato, un primo tempo in controllo, molto prudente, come un pochino costume di tante squadre che poi forzano i tempi nella ripresa, sapendo bene che poi nel finale di partita con questi recuperi così lunghi può sempre succedere qualcosa. E poi nel secondo tempo, quando il Cagliari è stato costretto a forzare il ritmo per via dello svantaggio, insomma ha messo in difficoltà il Napoli.
Nel primo tempo io ricordo soltanto un calcio di punizione che Luperto ha messo in angolo, insidioso, e il gol di Lucca, certo, dove la difesa avrebbe voluto scalare un po' meglio, e nella ripresa quell'occasione di McTominay con la parata di Caprile, un'altra mezza occasione con l'altra smanacciata di Caprile, ma insomma per un Napoli che mi pare di ricordare sia in testa alla classifica, con tanti campioni in campo nella ripresa, il Cagliari ha fatto una bella figura. Sì, molto bene. Luca, hai alcune No, vabbè, io vado direttamente sui osservazioni singoli. No, io vado da direttamente chiedere a sui Ivan? singoli con Ecco. Ivan, nel senso che Ti piacciono come- i singoli, lo sappiamo. come reputi la Adesso oggi hai trovato un partner, Fai la quindi domanda, figurati. Ieri mi avete Come messo ve- in mezzo, quindi esatto. mi devo vendicare, cosa credi? Kilixoi, come reputi la gara di Kilixoi? E qui abbiamo parlato all'inizio diretta, però vogliamo avere anche il tuo punto di vista. Insomma, così, non mi pare che fosse il suo ruolo, però ho messo là esterno a sinistra, anche con qualche compito difensivo, e non è esattamente la posizione che predilige, mi sembra che sia più un centrale o centravanti o seconda punta che gira intorno a centravanti, quindi non era messo nelle migliori condizioni dal punto di vista tattico. Ha voglia di fare e talvolta strafà, perché si interdisce nel dribbling, perché vuole dimostrare, e quindi io lo capisco che è una sensazione di difficoltà, perché era un giocatore che giocava sempre nel suo paese, si trova qui in Italia dove se ne ha avuto pochissimo spazio. Va aspettato, però certo può diventare un problema, perché il riscatto è molto alto e al momento io non credo che il Cagliari abbia gli elementi sufficienti per decidere di riscattarlo. E il problema è cercare di capire qual è l'effettivo valore di questo calciatore, e in questa situazione non è facile, perché è evidente che col Cagliari che non vince dal 19 settembre, che ha una classifica che si avvicina alla precarietà, Pisacane non è che può mettersi a fare esperimenti. Lo stesso Di Francesco a Lecce, pur con l'input della società di far giocare Camarda il più possibile, perché il Lecce guadagna da Camarda se gioca e se segna, e a un certo punto, quando ha visto che il ragazzo non ingranava, l'ha messo in panchina, che poco da fare. Quindi sarà una spina che il Cagliari si trascinerà sino a fine campionato. Ieri rivedibile. E Rodriguez invece? Spero che coincida col vostro commento. Spero che non abbiate hai detto quello che ho detto io ieri sera subito, cioè il fatto è che se lo vediamo giocare quinto poi diventa anche complicato poi dare un giudizio sulla sua effettiva utilità, cioè secondo me proprio perché in questo momento è anche in difficoltà a livello fisico, deve giocare davanti, ma poi non le facciamo noi le scelte da quel punto di vista. Ma guarda, è il gatto che si morde la coda, e Kilixoi non ha il ritmo partita perché non ha mai giocato, e quindi è difficile farlo giocare perché non ha il ritmo partita. Insomma, non è un problema di facile soluzione, ripeto, perché il riscatto mi pare 12 milioni, ricordo bene? 12 milioni. E addirittura 12, insomma è una spesa importante. Al momento il Cagliari non ha gli elementi di giudizio, vediamo se più in là. Secondo me in una situazione normale si sarebbe dovuto fare 5-6 partite di primavera, giochi, prendi un po' di condizione, perdi qualche chiletto, capisci meglio il calcio italiano e poi sei pronto. Perché tu alla fine questo rischi di bruciarlo, capito? No, anche a me è sembrato un pochino sovrappeso ieri a vederlo dalle immagini televisive. Ora non è facile, però mi è sembrato un po' appesantito. Sulla primavera tu teoricamente hai ragione, e bisogna vedere poi il giocatore con quale spirito va in primavera, se lo vede come una specie di declassamento e non come un passaggio necessario per la sua maturazione, e allora diventa un problema, perché poi si intristisce e si ottiene l'effetto contrario. Però è anche vero che non mi sembra molto allegro in questo momento. No, quindi... infatti, no.
Cioè, nel senso, Fammi poi alla dire fine... però che sono rimasto stupito dalla brevità della domanda di Luca, perché di solito quando fa la domanda mi alzo, prendo il caffè e torno e poi rispondo. Se la sta tenendo, Ivan, se la sta tenendo per sabato per Pisacane, è già pronto, Ecco. è già lì pronto per, capito? Scusa, ma poi mi avevate favore- chiesto di un altro singolo, forse mi è sfuggito però. Esatto, no, di è Rodriguez. Rodriguez. Rispetto a Kilixoni un pochino meglio, si vede che è molto giovane, che ha necessità di maturare, però in questo caso il riscatto, e anche lui ha diritto di riscatto, ricordo bene. No, lui è del Quattro, Cagliari già. lui è del È Cagliari, già definitivo. quattro, Ok. sì, già Vabbè, quindi preso. qua Lui ha i bonus. Quindi come formula. qua non c'è fretta, con serenità, con tranquillità. È un giocatore che si può aspettare anche il prossimo anno. Quindi, comunque l'ho visto discretamente. Ecco, guarda, io un 6 glielo darei. Ma mi aggancio a questo. Può avere la possibilità di giocare domenica? Lui come difensore centrale a quel punto permettere a De Iola, perché Mina non ci dovrebbe essere, e mettere a De Iola di nuovo a centrocampo, che magari lì è un po' più funzionale. Cioè, riproporre gli stessi tre, metti Zapata, Luperto e Rodriguez. Teoricamente sì, ma non credo che contro la Roma Pisacane faccia questa scelta. Insomma, stiamo parlando sempre della Roma, è un test piuttosto complicato. La Roma poi in trasferta mi pare che abbia sempre vinto in questo campionato, almeno in campionato. Ha Credo vinto sempre che, contro le piccole, guarda. Questo è un dato certo. appunto, quindi io credo che la coppia sarà De Iola Luperto. Certo che De Iola manca a centrocampo, alla fine qua De Iola è un giocatore imprescindibile, perché è un giocatore di grande generosità, grande fisicità, grandi motivazioni, personalità. Certo non ha una grande tecnica, però è un giocatore che poi fa sentire anche la sua presenza in aria, anche soprattutto nei calci piazzati. A centrocampo è di grande utilità, però siamo in emergenza, Pisacane in emergenza, mancandogli Mina, e credo che sia necessario in difesa un giocatore di esperienza. Comunque la Roma ha una sconfitta in trasferta e 5 vittorie. Ha perso a Milano col Milan. Ha perso col Milan, tra l'altro la sua miglior partita, perché Se doveva la sbagliare il ricordo rigore di bene, Bala. sì, avrebbe meritato ampiamente il pareggio, ma anzi nel primo tempo avrebbe meritato di dilagare. E poi il Milan si è ripreso, sempre nell'ottica che ci sono squadre che si svegliano nel secondo tempo. Il Cagliari è una di queste. Probabilmente una scelta di Pisacane che fa un primo tempo attendista, poi il problema è che come col Gemma tu facendo una tattica attendista sei andato in svantaggio e Colombo ha avuto la palla del 2-0, se vai sotto lo 0-2 inizia a essere complicato. Però insomma è una scelta, ecco. Domanda su Esposito. Domanda su Esposito. Domanda su Esposito. Perché è arrivato il gol un po' casuale, l'abbiamo detto già ieri, no? Nella sua l'assist di McTominay su un rimpallo, però non è banale essere così cinici. Finalmente aggiungerei Ivan, no? Davanti alla porta dopo questi ultimi anni in cui, insomma, senza nulla togliere a Piccoli, secondo me Piccoli quello 9 su 10 l'avrebbe sbagliato, ecco, diciamo così. Invece Esposito è stato freddo, cinico, e come ho detto ieri a me è piaciuto soprattutto nel finale, quando a un certo punto c'è stato uno degli assalti del Napoli per cercare il gol del vantaggio per evitare i rigori, e lui è tornato in difesa, ha aiutato i compagni. Insomma, quindi anche secondo me un buon segnale da quel punto di vista. Si è sbloccato definitivamente, ti chiedo, e se sì, quanto può dare effettivamente ora al Cagliari? Quanto può trascinare il Cagliari mettendoselo sulle spalle? Allora, intanto ti ringrazio per la brevità della domanda. Siamo tornati alle buone vecchie abitudini. Beh, certo. Giustamente. Allora, è vero che il gol nasce da un rimpallo fortuito, ma è anche vero che il Cagliari aveva comunque proposto una buona azione d'attacco e poi
una certa casualità capita spesso. La freddezza davanti al portiere sì, è bravo, e soprattutto è stata determinata dal fatto che Esposito, avendo ritrovato il gol, si è presentato davanti a Milinkovic-Savic, che è un brutto cliente perché è un portiere molto alto e grosso, e quindi la porta diventa dannatamente piccola, e questa tranquillità gli ha permesso di concludere a rete con una grande semplicità apparente, con grande freddezza, proprio perché era tranquillo, sentiva di poter far gol. Probabilmente se Esposito fosse arrivato da un lungo periodo di digiuno, le cose sarebbero potute andare anche in maniera diversa. E poi l'aiuto che ha dato, è vero, anch'io ho notato quell'azione lì, che è stata una delle poche azioni pericolose del Napoli nel finale, è andata a chiudere, era praticamente al limite dell'area piccola, ma è questo quello che fanno ormai tutti gli attaccanti moderni. Tranne rarissime eccezioni, Leao è una di queste, ormai gli attaccanti sono molto generosi, aiutano la squadra in fase di non possesso. L'esempio opposto è quello di Lautaro Martinez. Quando ha giocato qua a Cagliari, Lautaro Martinez è stato determinante non solo in zona gol, ma ha giocato a tutto campo nel recupero della palla, è stato stratosferico, praticamente ha tenuto in piedi l'Inter da solo, e questo devono fare gli attaccanti moderni. Non esiste che ormai il pruzzo della situazione che galleggia nell'area avversaria non esiste più. Cambiato un po' il modo di intendere il calcio. Rispondo a Magico Cagliari che dice sui bonus di Rodriguez sarà uno dei motivi per cui non viene schierato in campionato. Da quello che so sono già stati maturati tutti i vari bonus, quindi non c'entra nulla con le presenze da quel punto di vista, quindi escluderei che la motivazione per cui Rodriguez finora ha giocato poco sia dovuta a quello. Sul centrocampo invece Ivan, questa dietrologia dietro tutto esatto. Ma in qualche caso è giustificata, insomma. Scusate, perché quella di Camarda in realtà, parlando di Lecce, non è affatto dietrologia, insomma, la scelta era quella di impiegare il più possibile, perché il Milan ha trovato questa strana formula che più gioca e più segna e più paga. Dovrebbe essere il contrario, insomma. Però, sono cose americane. Via. Contenti loro, diceva quello. No, proiettiamoci chiaramente già a domenica, Ivan, perché ovviamente insomma la gara di ieri poi ha dato alcune indicazioni interessanti, ma lascia il tempo che trova. Torna palestra, torna Foloruncio, rivedremo il 5-3-2? Sono stato breve adesso. Sì. Infatti non sono preparato a rispondere. La lunghezza serve a quello. Esatto. Serve a quello. Lo schema di partenza sarà secondo me un 4-3-3 con i due esterni che potrebbero essere Palestra e Esposito, che in fase di non possesso a turno più spesso Palestra si abbassa per formare una difesa a 5. Ormai credo che la strada tracciata sia questa. Anche ieri era la stessa situazione, con Dipard a destra, Obert a sinistra, poi Luvumbo che si abbassava molto su oddio, mi sfugge il nome, il terzino su Spinazzola, e quindi credo che la strada maestra sia questa. Certo che Luvumbo ieri è stato sacrificato in un ruolo veramente di sacrificio, tant'è vero che il primo tempo ha faticato molto perché inseguiva l'avversario, poi oltre alla metà campo non è riuscito a dare sprint. Nella ripresa, quando Pisacane probabilmente gli ha chiesto di essere più incisivo in fase offensiva perché il Cagliari doveva recuperare lo svantaggio, insomma Luvumbo ha fatto qualcosina in più, ha procurato qualche punizione, si è fatto sentire. Palestra è più adatto perché è un esterno destro che ha spesso giocate nella difesa a 5 o meglio nella difesa a 3 di Gasperini, e lui giocava esterno destro che poi scalava in fase non possesso per formare una linea a 5. Palestra è certamente più adatto, quindi io credo che la scelta sia questa.
con una difesa in partenza a 4 e 2 esterni che a turno poi formano la linea 5 in fase difensiva. Chi temi di più della Roma? Non so se Dybala gioca, se gioca Dybala. Dubbio, adesso, per oggi ha ancora l'influenza. Dybala è sempre un brutto cliente, perché ho visto l'ultima partita, ha fatto un paio di giocate straordinarie. Naturalmente poi l'altro indiziato è Sule, che è estremamente pericoloso, soprattutto se in giornata. Questo è, però la Roma c'è da temere il collettivo, l'aggressività che gli ha dato Gasperini e le ripartenze veloci che sono giustificate dal fatto che in trasferta ha sempre fatto bene. Luca? E anche Svilar, e tema anche Svilar, che infatti è una bella sfida tra i portieri. sì, con Caprile credo che sia al momento il miglior portiere italiano, sì, decisamente. Venuto fuori dal nulla, questo portiere si è rivelato veramente decisivo. Però mi hanno detto che comunque si vedeva, il problema è che Mourinho non lo vedeva più di tanto. Questa era la situazione. Poi sai, alla fine si è ritrovato titolare. Però gli insomma, è allenatori migliorato tanto, È migliorato Sì, tantissimo. gli allenatori sono bestie strane, Sì. molte volte non si intestardiscono. Io ricordo un aneddoto di Giampaolo quando allenava il Cagliari, adesso purtroppo non mi ricordo neanche il nome, era un giocatore che era venuto un po' con i crismi del Salvatore della Patria, un po' come Gaetano l'anno scorso. E inizialmente non giocava e quindi noi della stampa insistevamo a dirgli guarda adesso gioca, è il suo momento, non giocava mai. Quando abbiamo smesso di dire che nel suo momento Giampaolo ha messo in squadra titolare. A fine campionato lui ha confessato che non lo faceva giocare perché glielo dicevamo noi, insomma. No! Sì, no, ma è vero, E io gli ho detto, ma ci credo. Comunque, complimenti, mi ricordo il marito che si è tagliato gli attributi per fare dispetto alla moglie, bravo. E naturalmente il Cellino l'ha esonerato a fine campionato. Chiaramente, questo era logico. Meraviglioso. Chi può essere? Sto guardando un po' di nomi, non saprei Mamma chi mia, era. io non lo ricordo adesso, purtroppo, sono passati tanti anni. Bisogna fare è il primo Giampaolo, perché poi era stato esonerato, richiamato. Il primo Giampaolo, bisogna fare una ricerca e si trova. Già, giocatore era d'attacco. Francesco. Sì, lo sto già cercando. Lo sto Nel cercando. frattempo ti chiedo, a proposito di allenatore, come hai visto ieri Pisacane invece? Cioè nel senso che ieri era una sfida particolare per lui perché torna a Napoli seconda volta, un momento non facile del Cagliari, ne esce fuori comunque con un'eliminazione dopo 20 rigori che tutto sommato, dopo anche una prestazione dignitosa tutto sommato del Cagliari. Ecco, come lo vedi? Un po' più rinfrancato secondo te? Sì, l'ho visto. Allora, dopo il Genoa, l'ho visto piuttosto deluso e nell'ultima conferenza stampa anche nervoso. Diciamo così. Un po' teso, comprensibile, perché chiaramente la vittoria manca da tanto tempo. Il Cagliari ha fondamentalmente sbagliato 2 partite in casa col Sassuolo e col Genoa. E col Genoa si è salvato per il rotto della cuffia, perché il Genoa probabilmente avrebbe potuto anche ripassare in vantaggio dopo il 3-3. E però da Torino e soprattutto da Napoli sono arrivati segnali importanti. Intanto la squadra con grandi squadre ha trovato il gol e non è una cosa scontata. E col Napoli ha trovato lo spirito, ha trovato fiducia, ha trovato buone giocate. E quindi questa mi pare che sia una buona indicazione. Certo che ci sono 2 test complicatissimi, con la Roma e con l'Atalanta che si è completamente ritrovata. Direi. E quindi sono 2 partite difficili e bisogna entrare nell'ordine di idee che potrebbero anche andare male. In questo caso sarà complicato gestire il momento psicologico della squadra,
perché poi ci sono due partite che Pisa e Torino. è da non sbagliare, questo è Sì. evidente. Però credo che Pisacane nutra della grande fiducia dell'appoggio della società, e questo è decisivo, perché in questi momenti, nei momenti difficili, la società conta moltissimo. Io ricordo che l'anno scorso la posizione di Nicola iniziò a scricchiolare dopo la sconfitta interna con l'Empoli, dopo la quale appunto si presentò Giulini in sala stampa. A mio avviso quella scelta fu sbagliata. So anche che il DS e anche Nicola cercarono di dissuaderlo, perché diede all'esterno la sensazione di una emergenza, che in realtà non c'era, perché era la prima partita che il Cagliari sbagliava, perché tutte le altre, pur perdendo, aveva fatto bene. E diede la misura che qualcosa si fosse inclinato. Tant'è vero che Nicola va a Parma con la panchina che traballava, nessuno poi l'ha scritto, o almeno io l'ho scritto, ma a posteriori. La panchina traballava, insomma, in caso di sconfitta Nicola sarebbe stato esonerato. Invece Cagliari vince 3-2, non solo, la squadra lo salva. Va a Torino e strappa un pareggio alla Juventus, che fino a quel momento non aveva subito neanche un gol. Però quell'uscita di Giulini fu a mio avviso sbagliata. In questo caso è il contrario. Giulini si è presentato in sala stampa dopo il Genoa, ma semplicemente perché c'era la novità del socio americano. Comunque Pisacane è blindato dalla scelta di Giulini, e questo è molto importante. La società è decisiva, come ci ha insegnato la presa di posizione di Berlusconi quando ingaggiò Sacchi, che traballò all'inizio del campionato. La sua presa di posizione forte consentì a Sacchi di costruire la squadra più bella della storia del calcio, insieme a pochi altri esempi. Bene, mi sono dilungato troppo, mi sa. È ciclico. È ciclico, Ivan, questa tocca un po' a tutti. Gabriel Peñalba può essere lui l'argentino? Quello di cui ti parlavi tu con Giampaolo? Peñalba, non so come. Ah, sì, è possibile, lui. È possibile, Peñalba, è possibile. Sì. Che era un trequartista. Perché sta jugando alla rosa. Esatto, sì, molto lento anche lui. Però aveva ragione Giampaolo. Antelitteram, però molto lento. Molto lento. Va bene. Che dire? Direi che abbiamo già un po' tutto, dai, Ivan, fondamentalmente. Poi vedremo effettivamente che risposte darà Fabio Pisacani in conferenza stampa sabato, alla vigilia di questo Cagliari Roma. Venerdì, che parli venerdì? No, parla sabato, sai già? Secondo me parla sabato, perché in casa penso che, non lo so, adesso vediamo, magari parla domani, ma secondo me potrebbe parlare sabato. Vedremo chi ha ragione. Era 2 giorni. Vediamo dalle sue labbra, naturalmente. Sì. L'unica cosa certa è l'orario, 12:30, quello è sicuro. Sì, che è già qualcosa per un orario fisso, che è incastrato con gli allenamenti, col fine allenamento. Esatto. Insomma, io poi sono molto comunque, nonostante sia rimasto solo un anno, una stagione qua a Cagliari, sarà bello riascoltare Nicola, sentire parlare, se ne avrà voglia, del Cagliari. Comunque devo dire che a Cremona ha trovato la sua dimensione, perché ha centrato 2 risultati clamorosi, perché ha vinto a Milano col Milan e col Bologna, insomma ha fatto 2 bei colpi. Speriamo che si fermi qua, però insomma lo diciamo, no, sicuramente è sufficiente, come abbiamo già detto, anche basta adesso, ha trovato una squadra. Intanto i diretti interessati negheranno, ma sarà comunque una sfida nella sfida. Dai, parliamoci. Io penso che stia già affilando. Stia già affilando i coltelli. Però insomma, in senso sportivo, ovviamente, ma credo che ci tenga. È anche giusto che sia così, dai. Esatto. Va bene.
Esatto. Va bene, Ivan, grazie come sempre di essere Se non stato mi con noi. Ci dispiace, vado ad vediamo. arrostire i calamari che ho comprato poco fa. Beato te, Beato te. beato te, Sì, beato Poi, te. Ci cosa sta. siete? Di apertura di scatoletta? No, dai. No. No. Oggi ci va bene, guarda, oggi Perché ci mi va hanno bene. detto che voi a scongelare al microonde siete più forti nell'Europa centro-meridionale. Non so se sia vero, Capita però me l'hanno rarissimamente, detto. capita rarissimamente, però capita. Ieri Luca era in quelle condizioni perché aveva praticamente acceso il fuoco dentro il suo studio, quindi insomma, Molto. tendenzialmente, cioè, Sì. infatti lo vedi che è un po' abbronzato da una parte, solo da una parte Ivan, vedi che a sinistra è tutto cotto, invece dall'altra parte non si è girato perché andava rigrigliato. Ok, non vorrei essere sgradevole in chiusura, ma di tutto questo i nostri ascoltatori non gliene fotte niente. No, Però va bene. Assolutamente, no, ma in realtà non pensare perché c'è lo sport nazionale Vabbè. della presa in giro di Luca Di Leonardo, Mi quindi vuole un po' di leggerezza, dai. esatto. Assolutamente. Vediamo quello di Roberta. Questo stavi cercando? Stavi cercando questo commento? Esatto, c'era questo, esatto. Guarda. Il Vorrei una pubblico come rubrica ti di vuole. Ivan ogni settimana. Ivan, sei desiderato, ma infatti noi ti chiamiamo molto volentieri perché i primi a divertirci siamo noi, quindi fondamentalmente Vabbè, questa è la cosa ripeto, fondamentale. ma credo anche che poi noi modestamente credo che abbiamo fatto delle riflessioni sensate che possono essere condivise o meno. Assolutamente. Però insomma credo Esatto. che No, ma la cosa bella è fare l'uno e l'altro, cioè unire le due certamente. cose, Esatto. perché poi la cosa in cui crediamo molto è questa. Credo che i 150.000 spettatori che ci hanno seguito siano rimasti. Guarda, Esatto. ecco, l'avevo letto tra l'altro, vedi che c'era Alberto. Mi sono tenuto basso, dai. Va bene, Ivan. Francesco, saluta tanto tua mamma perché so che è una mia che mi segue con attenzione. Esatto, assolutamente sì. Mi raccomando, poi voglio la recensione di questi calamari, perché chiaramente siamo. Va bene, è molto semplice. Il problema è trovarli freschi, di qualità, pescati nel Mediterraneo, però io mi fido del mio pescivendolo. Il segreto del calamaro è che va cotto pochissimo, perché se superi i tempi di cottura diventa duro. Quindi per tenerlo morbido va cotto poco. Se ricuoci troppo andiamo con la gomma americana. Esatto. Che al sapore di calamaro non è che sia il massimo. Se siamo in tema, visto che ormai il Cagliari è un po' è per il 40% americano. Esatto. Va bene, Ivan, grazie davvero per essere stato con noi. Ci vediamo presto e buon pranzo, ovviamente. Saluto, grazie altrettanto a voi. Ciao, Ivan. Ciao. Da buongiorno ci continuiamo alla prova del cuoco è un attimo. Sì, in effetti come orario più o meno potremmo anche lanciarci su questo. Va bene. Tantissimo. Vabbè, tanto ci vediamo dopo noi, non ti preoccupare. Sui fuochi di LTL a posto. Esatto, la terra dei fuochi, lo studio dei fuochi di LDL, quindi Ieri va ho bene, temuto un po', ti dico la verità. Stavo veramente sei ancora vivo, sei ancora tra noi, quindi. Ma sì, ma sono sei ancora tra noi. Ancora giovincello, che ti credi? Sì. E guardati l'inizio della diretta quando ti sei frizzato, stavamo morendo. Sì, anche lì c'è stato un sabotaggio dal nulla. Io clamoroso. Ho visto rondelline nei due schermi. Ho detto, che è successo? Sabotaggio. Vabbè, tu che cosa hai come compagnia? A casa Vodafone. Quindi magari era quello. Poi non perché ogni tanto capitano queste cose, cioè tipo per 20 secondi, 30 secondi. A me capita con la linea mobile, quindi. Vabbè. Ragazzi, appuntamento stasera 18:30 con il signor Di Leonardo. Mi raccomando, vi voglio carichi. Tante domande, tanti infortuni, ahimè. A qualche recupero. Ho letto più o meno prima. Io anche sta settimana, cioè io non vedo l'ora che sia Natale per il mercato. Per il mercato, perché io ero convinto di aver fatto un ottimo mercato e invece mi sto rendendo conto che c'è una sfiga addosso che la metà basta. Perché ma è così. Che devi fare?
No, ma perché poi, cioè, in panchina io ho detto no, ma prendo questi perché sono, cioè, è gente che comunque gioca, via dicendo. Se tu guardi la mia panchina adesso ce n'è uno verde, uno Gli a altri sono metà, tutti ed è Obert, tutti grigi. E comunque poi- come squadra non è male, cioè nel senso che poi No, vai a no, ma poi vedere. bisogna vedere se poi effettivamente non giocheranno fra, eh. No, no, questo sì, Adesso non però. voglio parlare male di altri, però non sempre ci azzeccano, mettiamola così, dai. No, questo senza dubbio, Quindi il però grigio l'altro può essere giorno. anche verde alla fine. Sì, però l'altro giorno alcuni sono entrati e hanno preso SV, quindi Aspetta, però SV questa è la te la devo morte del girare. calcio. Te la devo girare, giustamente. Una roba abbastanza lunga e complessa che si può riassumere in poche parole, ovvero la 131 idealmente è la strada che collega che unisce tutta la Sardegna, quindi Cagliari, Sassari, Oristano, Nuoro, Olbia con la DCN, da lì passa tutto e quindi insomma, ci sembrava il nome giusto in lettere, quindi non in cifre, per dare questa idea di unità, perché noi appunto ci piace parlare di sport sardo, comunque in generale di Sardegna, e non soltanto di una parte di una città, di una squadra, di una piazza, no, ci piace raccontare tutto e quindi quella ci sembrava la metafora ideale per poter raccontare tutta la Sardegna. Detto, fatto. Sono stato anche abbastanza rapido. Cotto e mangiato. Fatto. Esatto. Con le Adesso c'è questa tagliatelle roba di del non calamaro dire. arrosto. C'è No, questa roba del guarda, calamaro incredibile. arrosto Lo sai. di Ivan. A pranzo, calamaro arrosto 100%. Te lo Sì, sto sì. dicendo, preparati. Confermato. Preparati. Sono d'accordo perché anch'io sono un fan, non ci stavo pensando, è arrivata la frase di Ivan. Esatto. Mi- Va bene, ragazzi, buongiorno 131, torna lunedì mattina alle ore 10, come sempre, nel mezzo ci saranno tutta la programmazione, quindi stasera Fanta 131, sabato vigilia di Cagliari-Roma, domenica prepartita, post partita, insomma, solito ambaradan globale su questa nuova sfida molto complessa per il Cagliari di Fabio Pisaccan. Noi ci vediamo. Buona giornata a tutti. Ciao. A dopo. Ciao. Sigla. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131.
Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.